Madonna, aiutatemi, mi fa male il quartiere, aiutatemi, mi fa male il Che quartiere. è successo? Che è successo? Ma fa male il quartiere, poi fatelo cavallo. Ho fatto lo cavallo. Ehi. Che fa un cavallo? E stanotte va a cantare a strada. E trovo quadro morto intero, un quadro non mi pure. Puzza passanito, tu perciò mi hai chiamato stanotte e due. E tu sei amico mio, mi ha consigliato. Beh. Tu come hai vicino a me? E che ti ha detto? Chiamo veterinario. E ci chiamato veterinario. Che rimane TCC. Ma come tu mi chiami e donna il tuo cavallo? Ci fai una cosa. Siccome che io già conosco la malattia del tuo cavallo, ci fai così. Vai in farmacia e compri il supposto per cavallo. Vai in da stalla. Hai sacco il cavallo, e piazza il primo supposto. Dico cosa comincia a muovere. Ci mette al secondo supposto, o cavallo sei all'erta. Ci mette al terzo supposto, o cavallo guarisce e cammina come il primo e stai a posto. Beh, tu hai fatto il servizio. Subito, vai alla farmacia, compri il supposto, vai in da stalla, hai sacco il cavallo, e piazza il primo supposto. Vedi me. O cavallo sei e cammina. Oh, è che sono un supposto miracolo. Ehi, ci metti così con il supposto, sei finito il cavallo. Ma fuievo come viendo, fuievo. Ma se io cavallo fuievo, tu alla terza supposto come ci hai messo? Ma ci mi sì per correre a piazza cavallo, non hai capito? Ah, che le persone da bruciare il quartiere, hai già capito, mo? Chi lo cavallo? È tuo nonno. Un nonno? Tuo nonno, sai perché sta a casa mia? Perché sta a casa tua? Ha fatto le nozze di firra. Nozze di firra? Quale nozze? Nozze d'oro? Diciamo come dici tu. Ma ha chiamato e ha detto, nipote mio bello. Io la prima settimana, il lunedì mille, ce ne è passato a casa tua. Sì. Ha chiamato a mia moglie mi raccomando. Per tutto il tempo che sto nonno non che fa una bella figura. Tu sei preferito tuo nonno? Ha detto, Cicci, non ti preoccupare, faccio fare una bella figura. Ma al terzo giorno mi ha chiamato mia moglie. Ha detto, Cicci, ma chiamo nonno e chiama nonno, vedi che è successo qua. Cosa è successo? Cosa è successo? Ci mi ha chiamato nonno e mi ha detto, nipote mia bella, tu per me che sono con nonno cucina a mezzogiorno. Sì. A nonno è l'uno. Quanti a sera a me e 5 a nonno e 6. Ma dice mia moglie, ci posso cucinare 4 volte per nonno e per nonno. Chiamo nonno, chiama nonno. Vedi che è successo. Avrà ragione tua moglie. Fa che nonno si pensa che sono che prima nozze, ha di capire che non si è fatto il chiarire. Ci chiamato nonno. Oh no, ma che resto fatto? Chi mangia a mezzogiorno, chi è 5, chi è 6. Ma che è successo? Si può sapere? E che ti ha detto nonno? Che ti ha detto? Ha detto che t'ha ricere, nipote mi bello. Tu ya sapere che io nonno teniamo una rendita. E si mangi un po' mangiare. Io avevo capito una cosa, pensavo che si aveva appiccicato nonno e a nonna, ma mica si è appiccicato. Si è appiccicato. Ci ha fatto fa pace. Oh, ha fatto fa pace, beh. O nonno e a nonno ci piace le canzoni napoletane. Canzone napoletana? Beh, tu che ci hai cattata? Una radietta? No. E che ci hai cattata? No, hai fatto un cantante? No. E che c'è? C'è la televisione. La televisione? E che c'è secca la televisione? Sì, ma fanno pure la fanno le canzoni, come si dice, quando c'è la radio Mappatella. Non ci capivo, un programma che è tetica. Un programma che è tetico, un programma che è dedica. Insomma, sta facendo questo programma di canzoni napoletane. Beh. Mentre stavano cantando le canzoni napoletane, qua passa radio, questa televisione. C'è stato un ospite. Un ospite? Era un mago. Un mago? Un mago, ma era un guaritore. Un guaritore? Beh, sto marcatore che ha fatto? Rita così, approfittate che sto un chicca. Sì. Chi sta poco bene. Sì. Quando ti parlo, mettete la mano in coppa alla televisione e la mano sul stomaco. Ma perché un nonno e la nonna stanno malati? Sì, che la nonna, te non rene malato. Un rene malato? E un nonno? Te non cuore malato. Te non cuore malato. Ah, nonno, subito. Ha messo la mano in coppa alla televisione e la mano in coppa urina. Un nonno? Un nonno ha preso la nonna, ha messo la mano in coppa, come si dice, la mano in coppa alla televisione e la mano sotto la panza. La mano sotto la panza? Un coppa cuore? No, a nonna. Ha messo la mano in coppa alla televisione e la mano in coppa urina. Sì. O nonna ha messo la mano in coppa alla televisione e la mano sotto la panza. No, senti, manca già capito, fammi capire meglio, fammi capire meglio. Nonna ha messo la mano in coppa alla televisione e la mano in coppa urina. O nonna ha messo la mano in coppa alla televisione e la mano sotto la panza. Sotto la panza. Sotto la panza? Ma perché sotto la panza? E che l'ha detto pure la nonna? Ha detto già chi bella razzo, chi lo guarito. Ha detto che guarisce malato, ma non fare suicidi e morte, già chi? Hai capito? È proprio sfortunato nonno tuo, è proprio sfortunato. Ma perché chiagni? Ma non può essere mai sfortunato come me. È morto nonno pure a te? No, non è morto nonno. E perché stai chiagnendo? E sto chiagnendo perché sono sfortunato. Ma si può sapere che ti è successo? O vuoi sapere? Mi sono sposato. E puzza passare ma tu chiani. Poi se sta bello, tutto soddisfatto. Tutto soddisfatto. Che ti è successo? Non vuoi sapere come è successo? Ma la sposa era femmina? Ma la sposa era femmina. Ma mi sono sposato. Ha già fatto un bello ricevimento. Sì. Quando se ne sono chiusi gli invitati, cacchio. Gli invitati, va, dice, ma così io e la sposa abbiamo partito per viaggio in nozze. Si è bucata la mano? No, non si è bucato niente, Ah, con la berga chiusa? Non signora, perché si va aperta la berga. E stanno stavano libere? No, erano liberi, stanze erano libere. Hai capito, la sposa non voleva da sé.
È trasone, è trasone. Stai chiagnando perché la sposa non se la spogliare. Sei spogliato. Sei spogliato. Ma tu ti hai spogliato? E come no? E sai quando facevi schifo tu? Stavolta non mi sbagli. Dimmi. Tu stai chiagnando perché la sposa non se la deve coccare. Sei coccato, sei coccato. Ma tu dai cuccare. E come mangia coccato? Ma vai da cuccata o no? E come già mi ha coccato? beh, che Troppo succede? fatte mie. E beh, stai chiagnando che hai fatto tu. Ma tu sai quanta gente fanno prima e hai fatto loro rucchiagni? Ma che capito? Troppo fatte mie. Che ha fatto? Mi sono confidente. Che ha fatto? Sai che ha fatto? Ehi. Oggi pigliato 10 euro. E oggi mi sono un poco patino. Oggi mi sono un poco patino. Ma te schifoso, zozzoso, fatandone, chiavago. Abituato a fare sti schifezze quando di giorni che male fai. Ma non cani, non ci pensare. Io conosco la sposatura, che è una brava guaglione. Non ci ha pensato proprio a quella schifezza che ha fatto tu, fatandone. Ma che capito, che capito? E quando ci mi si riesce a fare un po' a colonnetta, che le sa che ha fatto? Che ha fatto? Merate 5 per il resto, merate! Fai schifo tu adesso, fai schifo.